Pace del Signore a tutti. Pace del Signore. Vi invito a prendere il tuo posto. Vi invito ad accomodarti. So che è bello parlare, stare in comunione, gioire, stare insieme. Però adesso ci accomoderemo e adoreremo il nostro Dio insieme. Aspetterò un minuto. Alleluia. Stavo per dirvi di salutare il fratello, però no, meglio di no, che no, senão è usciti del vostro posto di nuovo. Cioè, siamo in piedi in questo momento? Amém? Amém. Amém. Possiamo pregare in questo momento? Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto di adorazione a Te, di lode a Te, Signore, di rendere a Te, Signore, il nostro meglio, Padre. Spirito Santo, io prego già per ogni distrazione che possa, Signore, distrarci di ciò che noi siamo venuti a fare qui. Spirito Santo, venga, Signore, a togliere da noi, dal nostro pensiero, dal nostro cuore, ogni cosa che ci allontana dalla Tua presenza. Padre, nel nome di Gesù, rompe ogni catena, Signore. Mentre noi lodiamo il Tuo nome, Signore, rompe ogni prigione questa sera, Padre. Apri porte, Signore. Signore, benedici la Tua Chiesa, Signore. Mentre noi Ti adoriamo, Signore, che possa succedere ser qualcosa di straordinario dentro di noi, Padre, e in mezzo alla Tua Chiesa. Padre, nel nome di Gesù, Padre, che questo culto, Signore, sia un culto che possa impactare i nostri cuori, impactare la nostra vita, trasformare, Signore, il nostro cuore, Signore, e poi che noi possiamo sentirci liberi, Signore. Che noi possiamo sentirci liberi questa sera, liberi di gioire la Tua presenza, liberi di saltare la Tua presenza, liberi di alzare la nostra mano, liberi di ringraziarti, Signore, e che niente possa pesare oggi nella nostra adorazione, Signore, nel nostro momento con Te, Signore. È un momento speciale questo, è un momento dove noi siamo venuti a riunirci e adorare il Tuo nome, Signore. È un momento, Signore, che il Signore ha tanta aspettativa per questo momento. E anche i nostri cuori, Signore, posso dire, Signore, che i nostri cuori hanno tanta aspettativa per ciò che il Signore farà questa sera. Nel nome di Gesù, benedici questo culto, Padre. Amém, amém, amém. Tu puoi fare un applauso al Signore? Alleluia. Comincia già a ballare nella presenza del Signore. Allora tutti così. Glorioso, vai! Glorioso, noi gridiamo. Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te.
dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, Noi cantiamo, glorioso, noi gridiamo, noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Il tuo amor sarai per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Gesù è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Gesù è il Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, noi cantiamo glorioso, noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Confido in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà, lui non fallirà. Confido in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà. Lui non fallirà. Noi sappiamo che tu non fallirai. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui
ancora, Lui non fallirà. Confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui. Io confido, e io confido, e io confido. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato confido, e io confido. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fa. Confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà. A volte è normale che la nostra anima sia piena di ansia, sia piena di paure, di angoscia. Però ciò che non va bene è quando noi ci facciamo dominare da tali sentimenti, quando la paura ci blocca, quando l'ansietà non ci permette di andare avanti, di vedere oltre quello che c'è davanti a noi. Quindi se tu stai affrontando oggi una situazione del genere, in cui hai paura di dire sì alla chiamata di Dio, di dire sì a ciò che Dio ti ha già confermato che è per te, se l'ansietà è quello che ti sta bloccando oggi, io ti invito a dire alla tua anima: anima mia, io confido in Dio, il mio Salvatore, perché Lui non fallirà. L'ansietà non mi bloccherà, la paura non mi bloccherà. Io vivrò ciò che è per me, vivrò ciò che Dio ha per me, perché io confido in Dio, nonostante le circostanze dicono di no, nonostante tutto attorno a me sembri dire no. Io confido in Dio perché Lui non fallirà. Possiamo cantare ancora? Io confido in Dio. Confido in Dio, mio Salvatore.
Dichiara con autorità sulla tua vita: io confido. Confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà, e io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non confido in Dio. Io credo nel Dio dell'impossibile. Credo. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta.
aprono. porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suo nome. Ripetiamo ancora questa parte. In te sono le mura, Porte, si aprono. io posso. Io posso andare In te in te. non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno. Ancora una volta. Cadono le mura, Porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. in te non c'è limite. Io tutto posso. l'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei non temo le onde della tempesta. Tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Santo Spirito de Deus, in te porte si aprono, in te mure cadono. Noi possiamo andare oltre l'impossibile, perché in te non c'è limiti. In te non c'è limite, Signore. Spirito Santo, toglie ogni limite che noi stiamo mettendo davanti al tuo nome. Signore, il tuo nome è potente per rompere ogni muraglia, per distruggere ogni catena che si è alzato davanti a noi. Padre, che hoje noi possiamo togliere del nostro cuore e della nostra mente ogni limite che noi abbiamo messo, Signore. Perché il tuo nome va al di sopra di ogni nome, il tuo nome va al di sopra di ogni cosa, il tuo nome va al di sopra di ogni circostanza, il tuo nome va al di sopra di ogni impossibile che noi vediamo nella nostra vita. Il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra, il tuo nome non c'è limiti, il tuo nome muove montanha, il tuo nome ti fa camminare sopra le acque, il tuo nome, Signore, ti fa camminare in mezzo alla tempesta. Il suo nome, Signore, possiamo camminare in mezzo al fuoco, perché il fuoco non ci brucerà, Signore, né fiamma, Signore, arderà in noi, perché il tuo nome, Signore, noi possiamo rompere ogni limite. Il tuo nome è potente, il tuo nome è al di sopra di quello che noi pensiamo. Padre, che nel nostro cuore possa rompere questo limite oggi, Signore, che ogni limite che noi abbiamo imposto dentro di noi, che ogni cosa che noi abbiamo messo dentro di noi, che ogni limite al tuo potere che noi abbiamo messo, Signore, cada per terra nel nome di Gesù, che noi possiamo essere una chiesa che vive e vede il sovrannaturale di Dio, che noi possiamo essere una chiesa che testimonia il sovrannaturale di Dio, che noi possiamo essere una chiesa che con i nostri propri occhi, non di quello che abbiamo sentito parlare, non di quello che ci hanno raccontato, non di quello che abbiamo letto, ma che i nostri occhi possono contemplare e vedere il sovrannaturale che il Signore può fare, che il tuo nome può fare. Spirito Santo, ogni limite, Signore, ogni limite che questo secolo ha messo dentro di noi, Spirito Santo, che ogni limite che la TV ha messo dentro di noi, ogni limite, Signore, che i social ha messo dentro di noi, Padre, che noi possiamo far cadere per terra nel nome di Gesù.
che noi possiamo tornare, Signore, all'origine di quello che credevano senza vedere, che quello che credevano prima di vedere, di quello che credevano che l'impossibile succedeva, di quello che credevano in guarigioni, di quello che credevano di morti che potevano essere risuscitati, che i nostri occhi oggi, Signore, possano contemplare e cominciare a vivere questo, possano cominciare a vivere l'impossibile, perché nel tuo nome non c'è limite. Non c'è limite, Signore. Porte si aprono, catene si spezzano nel potere del tuo nome. E è questo nome che noi vogliamo dichiarare sulla tua Chiesa. Il nome di Gesù. Il nome di Gesù. Nel nome di Gesù c'è potenza. Nel nome di Gesù c'è potere. Nel nome di Gesù. Quando le mura porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso, l'inferno trema al suono della musica. Io sono innamorato di questa lode, sapete? Non temo le onde della tempesta, la sua voce calma il mare. La sorella Grace mi ha appena raccontato una testimonianza di quello che è successo nella sua vita, della sua casa proprio in questi giorni. È arrivata una tempesta su di loro, ma la voce di Dio ha calmato questa tempesta. Quanti di noi hanno già vissuto questo? Quando tutto sembrava perduto, quando tutto sembrava cadere davanti a noi, abbiamo sentito la sua voce in mezzo alla tempesta, e la sua voce ha cambiato la tempesta, la sua voce ha cambiato la nostra vita. Questo è il nostro Dio. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Questo è il nostro Dio. E tu oggi sei qua per adorare il suo nome eterno, il suo nome bellissimo, il suo nome che è al di sopra di ogni altro nome. E davanti a Lui non c'è tempesta, davanti a Lui non c'è muraglia, davanti a Lui non c'è ostacolo, davanti a Lui non c'è giudizio, davanti a Lui non c'è una crisi all'interno della tua casa, davanti a Lui non c'è un problema di lavoro, davanti a Lui non c'è nulla che la sua voce non possa calmare. Questo è il nostro Dio. Possiamo fare un grande applauso a questo Dio di miracoli, a questo Dio di meraviglie, a questo Dio dell'impossibile che regna sulle nostre vite, sulle nostre case, portandoci benedizione e spargendo il suo amore su ognuno di noi. Alleluia. Amen. Amen. Questo Dio dell'impossibile è qua presente in mezzo a noi questa sera, e io credo per fede che Lui abbia una volontà ben precisa nella vita di ognuno di noi in questa serata insieme. Tu credi questo? Amen. Amen. Allora ti invito a accomodarti qualche minuto. Diamo qualche avviso dei prossimi giorni, delle prossime settimane.
Amen. Cominciamo con questo avviso. Sono riaperte le iscrizioni al nostro corso Seguitimi, il nostro primo gruppo di Seguitimi dopo dei mesi molto intensi ha terminato o quasi terminato. Abbiamo detto che c'è ancora qualcosina da fare nelle prossime settimane. Il primo corso che abbiamo fatto è finito lo scorso giovedì in una serata bellissima qua in chiesa insieme con la presenza del pastore Paolo, ma presto inizieremo nuovamente questo corso per tutte quelle persone che non sono riuscite a partecipare nel primo corso. Come avevamo detto l'altra volta, lo voglio ripetere, questo corso è un corso fondamentale per la nostra Chiesa, è un corso fondamentale per ogni operaio della nostra Chiesa. Tu che sei già cooperatore, diacono, diaconessa, missionaria, presbitero, evangelista, pastore, apostolo, tutto quello che vuoi, fai questo corso. È molto importante che ogni operaio faccia questo corso, ma non solo quelli che già oggi sono operai. Tutti coloro che desiderano entrare nella vita ministeriale o che desiderano prendere parte delle attività della Chiesa, magari vuoi stare là alla regia, vuoi aiutare nel ministero della comunicazione, nella danza, nella lode, nell'insegnamento, con i bambini, ogni ministero della Chiesa, l'accoglienza, fai questo corso. È un corso che sta strutturando la nostra Chiesa a partire da quest'anno. Le iscrizioni sono aperte, il corso inizierà fra un mese, dopo il discepolato per i battesimi, perché la settimana prossima inizieremo anche il discepolato. Abbiamo un mese di iscrizioni aperte, in questo mese tutti voi che volete partecipare attivamente alla vita di questa Chiesa, ti invito a dare il tuo nome per questo corso. Potete dare il nome a me, potete dare il nome alla pastora Andrea. Amen. Prossimo avviso. Amém. Voglio invitarvi, tutti voi donne, al nostro incontro mensile. Ogni mese abbiamo questo incontro. E questo mese sarà il mercoledì prossimo e volevo tanto vedervi tutti voi qua. Portate una vicina, portate qualcuno, perché è un momento molto speciale dove Dio sta parlando tanto al nostro cuore. È un momento in cui quest'anno io credo che le donne si alzeranno in questa nazione, alzeranno come referenza in questa nazione. Basta avere referenze che il mondo ti dà, ma noi ci alzeremo come donne potenti in questa nazione. Amen? Mercoledì prossimo alle 20, tutti qua per festeggiare, adorare, lodare il Signore insieme. Amen? Amen? Amen. Il 30 marzo, sabato prossimo, finalmente, so che eravate tutti ansiosi che arrivasse questo giorno, manca poco, il nostro gruppo del teatro, del musical si sta preparando, non ci sarà solo il musical, ma ci sarà anche questo, il nostro musical, Egli vive, per il nostro Adorarti di Pasqua. Siete tutti ovviamente invitati, sarà il nostro culto pasquale. Venite, sarà una serata bellissima e ci sarà questa rappresentazione, questo musical molto bello che il nostro gruppo di teatro, super ampliato per l'occasione, presenterà a tutta la Chiesa. Io credo che questo sia anche un ottimo momento per poter evangelizzare, sapete? Un musical è una cosa diversa, qualcosa che non si vede solitamente nelle chiese e io penso che se tu hai un amico, un'amica che secondo te avrebbe bisogno di ricevere Gesù nella sua vita, io voglio invitarti a portarlo in questo giorno perché credo veramente che lo Spirito Santo agirà in un modo tremendo attraverso questo musical, ma attraverso anche tutta la celebrazione della Pasqua che festeggeremo sabato prossimo. Amen. Quindi il 30 marzo non perdetevi il nostro Adorarti con il musical Egli vive. Ultimo avviso, la settimana ancora successiva sarà con noi il pastore Telmo Martinello, ormai lo sapete già, tutti quanti, pastore della chiesa Abba Pai Church di Criciúma in Brasile, un ministero che è un punto di riferimento, un pastore che è un pastore benedetto e sono sicuro che la serata che passeremo qua insieme a lui sarà altrettanto benedetta, quindi venite, portate qualcuno, sarà un momento indimenticabile alla presenza soprattutto dello Spirito Santo. Amen. Penso che gli avvisi siano finiti.
prima di... No, invece no. Ah beh, c'è il discepolato, sì, abbiamo detto c'è il discepolato che inizierà giovedì prossimo. Abbiamo già preso tutte le iscrizioni di tutte le persone che vogliono partecipare a questo discepolato. Se c'è qualcun altro però che vuole partecipare al discepolato che faremo in chiesa da giovedì prossimo, saranno 4 lezioni che accompagneranno queste persone al battesimo, a questa bellissima scelta che hanno preso. Ma all'interno di questo discepolato ci sono anche persone che oggi non vogliono battezzarsi, ma che vogliono capire un po' di più che cosa veramente è il battesimo. Se tu hai questo desiderio di capire di più che cosa veramente è il battesimo, se il battesimo è solamente mettersi un po' di acqua sulla testa, come ho fatto io 25 anni fa, no, 34 anni fa, no, il battesimo non è solo questo, è qualcosa di molto più importante, di molto più serio sotto il punto di vista spirituale del regno di Dio. Se vuoi sapere che cosa significa, partecipa anche te al discepolato. Se vuoi puoi dare il nome a me, puoi dare il nome all'Andrea. Amen. Sono finiti gli avvisi, penso. Voglio chiamare qua davanti adesso delle persone molto speciali che vogliamo onorare. Tutti abbiamo festeggiato questa settimana la festa del papà, giusto? Allora io volevo invitare qua davanti tutti i papà presenti in sala. Se tutti i papà si possono mettere qua davanti, vengo anch'io perché anch'io sono un papà. Siamo tanti papà, non stiamo sfigurando davanti alle donne di questa chiesa. Amen. Amen. C'è un passo della parola di Dio, scusate se vi do le spalle, no, ma mi rivolgo ai papà, in cui Dio aveva scelto un sacerdote per il popolo di Israele, era Aronne. Però tutto il popolo ha cominciato a mormorare, no? Non voleva questo sacerdote. Allora Dio ha detto: ogni capo famiglia delle 12 tribù prenda una verga, un bastone, no? Come un ramo di un albero, e lo porti a me, il bastone che fiorirà. Quello sarà quello che io ho scelto per essere sacerdote di questa nazione. E Dio fece fiorire la verga di Aronne. Questa parola ci insegna che i sacerdoti è Dio che li sceglie, e voi, ognuno di voi e anch'io siamo stati scelti per essere sacerdoti prima di tutto nelle nostre case. Siamo stati scelti da Dio per essere sacerdoti nelle nostre case. Il compito che Dio ci ha dato non è un compito semplice, è un compito difficile, un compito che richiede sacrifici, ma è un onore per ognuno di noi essere oggi padri di futuri padri, di future madri. È un compito che ognuno di noi deve prendere seriamente. La responsabilità che Dio ci ha dato è grande, ma possiamo stare certi di una cosa: Dio ha fatto fiorire la nostra verga. Dio ha scelto ognuno di noi per questo compito. Amen. Possiamo pregare? Io vi chiedo di alzarvi in piedi se potete e pregare per questi padri che oggi sono qua davanti a voi. Alza la tua mano così. Padre, noi vogliamo benedire, Signore, questi sacerdoti della loro casa, Signore. Padre, tu li hai scelti per un tempo, Signore, per questo tempo tu li hai scelti, Signore, con un compito, Signore, molto importante. Signore, tramite la loro vita, Signore, cresceranno, Signore, futuri profeti di questa nazione, Padre. E noi dichiariamo, Signore, padri forti, Signore, padri che lasciano un segno nei loro figli, Signore. Benedici, Signore, la loro storia, Signore. Guarisci anche il loro cuore, Signore, di paternità. Forse non hanno avuto un padre, Signore, ma che loro possano, Signore, prendere in mano, Signore, questa situazione e dici: io sarò un padre eccellente, io sarò un padre che porterò la parola di Dio dentro la mia casa e dentro la mia famiglia. Padre, benedici la vita di ogni padre che è qua davanti questa sera, Padre, nel nome di Gesù. Amém.
per ogni padre, per ogni genitore di questa casa, che ancora possano aumentare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima del momento delle decime delle offerte volevamo dare il benvenuto anche ai nostri visitanti di oggi. Ho sempre un po' di paura adesso quando il nostro diacono Paolo viene qua con un foglietto. Dovete sapere che la settimana scorsa è venuto qua, durante la predica è venuto con un foglietto colletto disordinato. Ho paura di cosa scrive sui foglietti. Capelli fuori posto. Naso sporco, non lo so. Ma sono soltanto i visitanti. Amen. Allora sono qua, scusate la pronuncia, sono qua con noi Marco, lì dietro, c'è Nanmi e famiglia, ok, lì, Vanessa e Rafael, amici conosciuti della pastora Andrea, là dietro, e Junior e Uli, nipoti di Sandra. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se chi è vicino a loro può dargli un bel abbraccio, una parola di benedizione, farli sentire parte di questo nostro essere uni in Cristo. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, per le nostre primizie, ciò che abbiamo portato oggi alla casa del Signore, ciò che Dio ha messo nel nostro cuore di portare. Tu che oggi vuoi fare la tua offerta attraverso il bancomat, la carta, ci sarà la missionaria Katia là dietro che ti potrà aiutare. Porta la tua offerta con amore, porta la tua offerta con gioia, ciò che Dio ha messo, ha ministrato già nel tuo cuore di portare, sia che l'abbia ministrato durante la settimana, sia che l'abbia ministrato durante questi primi minuti di culto. Tu che credi che Dio ancora faccia grandi cose in questa casa, allora in questo momento sei benvenuto a portare la tua offerta d'amore al nostro Signore. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù noi consacriamo a Te ogni nostra decima e ogni nostra offerta, Signore, perché abbia mantenimento all'interno della Tua casa. Ma Ti portiamo tutto questo, Signore, perché riconosciamo che Tu, Signore, sei padrone su ogni cosa che noi abbiamo. Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo viene da Te, Dio. E oggi noi vogliamo portare a Te una parte della fedeltà che Tu hai avuto verso di noi. Nel nome di Gesù, Signore, io Ti chiedo di benedire ogni famiglia qua rappresentata. Che nel nome di Gesù, Signore, ogni famiglia qua presente possa ricevere da Te grazia, possa ricevere da Te pace, possa ricevere da Te amore e unità. Noi Ti preghiamo per questo nel potente nome del Tuo Figlio Gesù. Amen.
Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi, Signore, chiediamo grazie e misericordia, Signore, da parte Tua, affinché Tu possa ministrare nei nostri cuori una parola che in qualche modo cambi la nostra vita. Sappiamo che solo in Te c'è trasformazione, solo in Te noi possiamo trovare il cambiamento necessario per essere perfezionati per ciò che Tu, Signore, vuoi, per ciò per la quale Tu ci hai chiamato. Io ti chiedo, Dio, che Tu possa benedire la Tua Chiesa questa sera, ogni Tuo figlio, ogni Tua figlia qua presente, che possa essere edificata dalla Tua parola e ritrovare un rinvigorimento, Signore, nelle parole di vita eterna che solo Tu hai. Nel nome di Gesù noi per questo ti preghiamo. Amen. Amen. Potete sedervi. Podem se assentar? Allora, siccome è stata la festa del papà, Se como foi o dia do pai, a festa do pai, ho pensato di fare una predica per i papà, eu pensei em fazer uma pregação para os pais. ma non sarà solo una predica per i papà, Mas não vai ser só uma pregação para os sarà pais, anche per le mamme, mas vai ser também para as mães, sarà anche per i figli, para os filhos, per i coniugi, para os esposos, per compagni, para namorados, per tutti coloro che hanno figli spirituali, figli nella fede, para todos que têm filhos espirituais na fé, per tutti coloro che sono esempio per qualcuno. todos que são um exemplo para alguém. Amen. È una parola che si basa su una storia del re Davide. É uma palavra baseada na história do rei Davi. Non è tutti i giorni che la missionaria Katia porta l'acqua. Não é todos os dias que a missionária Kátia traz água. Una storia, un episodio del re Davide. Uma história, um episódio do rei Davi. È brutto dire episodio, no? Quando si parla della Bibbia. É feio dizer episódio quando se fala da Bíblia. Gli episodi sono quelli delle telenovele, no? Episódios são aquela das telenovelas, Delle serie. das séries. La Bibbia non è una serie, A Bíblia não é uma série, non è una storia inventata, não é uma história è inventada, una storia assolutamente vera. é uma história totalmente verdadeira. Lo stesso re Davide E o mesmo rei Davi non è un personaggio immaginario, não é um personagem imaginário, è un uomo, un re realmente esistito. é um homem, um rei que realmente existiu. Non è la Bibbia che ci dice questo, Não é a Bíblia que nos diz isso, è l'archeologia. é a arqueologia. Non so se lo sapete, alcuni decenni fa, Não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás, fino a pochi anni fa si pensava che il re Davide non fosse mai esistito. até poucos anos atrás, se pensava que o rei Davi nunca existiu. Non c'era nessuna prova della sua esistenza al di fuori della Bibbia e di alcuni testi. Não tinha nenhuma prova que ele realmente existiu além da Bíblia e alguns textos. Ma pochi anni fa Mas poucos anos atrás, è stata trovata una scritta su una pietra foi encontrada uma escrita numa pedra rocha che parlava di un re, que falava de um rei, che è anche presente nella Bibbia, que também está presente na Bíblia, che ha sconfitto un altro re que derrotou outro rei della casa di Davide. da casa de Davi. Questo ritrovamento archeologico Esse encontro arqueológico, questa fonte archeologica, essa fonte arqueológica, ci dà la certezza che il re Davide è veramente esistito. nos dá a certeza que o rei Davi realmente Una existiu. certezza scientifica, archeologica, storica, che è veramente esistito. Uma certeza histórica, científica, arqueológica que ele realmente existiu. Pensate che ci sono personaggi, no? Sto divagando, ma ci sono personaggi della storia che tutti pensano siano esistiti, Tem personagens da história que as pessoas acham que realmente existiu. tipo Pitagora, no? Por exemplo, Pitágora. Sapete chi è Pitagora? Vocês sabem quem é Pitágora? L'avrete studiato forse in matematica, geometria. Talvez vocês estudaram na matemática, na geometria.
tutti pensano che è veramente esistito. Todos pensam que ele realmente existiu. Il teorema di Pitagora. Teorema de Pitágoras. Ma non esiste nessuna prova che lui sia realmente esistito. Mas não existe nenhuma prova de que ele realmente existiu. Ma di Davide c'è una prova. Mas de Davi tem uma prova. Di Salomone c'è una prova. De Salomão tem uma prova. Di Isaia ci sono le prove. De Isaías tem E provas. di tutti questi nomi dell'Antico Testamento e del Nuovo E Testamento. de todos esses nomes do Antigo e do Novo Testamento. Se io un tempo pensavo che la Bibbia fosse un libro scritto da un poveraccio, Um tempo eu achava que a Bíblia foi escrita por um coitadinho. qualcuno che non aveva più niente, aveva perso tutto nella vita, Alguém que tinha perdido tudo na vida, è entrato in depressione entrou em depressão, e si è inventato questa storia che esiste un paradiso, inventou essa história que existia o paraíso, che gli ultimi saranno i primi, que os últimos vão ser os primeiros, che i piccoli saranno i que os grandi. pequenos se tornarão grandes. E io pensavo questo fino a un po' di anni fa. Eu achava isso até anos atrás. Non credevo assolutamente nella Bibbia. Não acreditava absolutamente na Bíblia. Pensavo che era un buon libro con buoni valori, con buoni principi, Achava que era um bom livro com bons princípios, bons valores, ma era reale quanto Harry Potter. mas era real quanto Harry Potter. Eppure, se noi andiamo a informarci veramente, Mas se a gente realmente for se informar, questo libro è assolutamente vero. esse livro é absolutamente Se verdade. c'è qualcuno qua che dubita della veridicità della Bibbia, Se tem alguém que ainda duvida sobre a verdade da Bíblia, prima di tutto prega. primeiramente, ore. Lo Spirito Santo ti rivelerà che la Bibbia è reale. O Espírito Santo vai te revelar que a Bíblia é real. Secondo di tutto, Segundo, cerca su Google. procura no Google. Google ti dirà che la Bibbia è reale. O Google vai te falar que a Bíblia é real. Lei con tutti i suoi personaggi. Ela com todos os personagens. Amen. Amém? E volevo parlarvi di questa storia del re Eu Davide, queria falar para vocês dessa história do rei Davi, che è un peccato del re Davide. que é um pecado do rei Davi. Tutti noi solitamente quando pensiamo al peccato del re Davide, Todos nós, quando pensamos no pecado do rei Davi, ci ricordiamo di quando ha commesso quell'adulterio a gente se lembra de quando ele cometeu aquele adultério. e successivamente per coprire l'adulterio ha commesso un omicidio. Depois, para cobrir esse adultério, ele cometeu um homicídio. Ma non è l'unico peccato del re Davide. Mas não é o único pecado do rei Davi. Davide ha fatto anche qualcos'altro di sbagliato. Davi fez outra coisa de errado. Per questo, se volete seguire sulle vostre Por Bibbie, isso, se vocês querem me acompanhar nas vossas Bíblias, io vi invito a aprirla nel primo libro del profeta Samuele al capitolo 30. eu convido vocês a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Comincia così questo passo della parola di Dio, Começa assim, questa storia del re Davide. essa história do rei Davi. 3 giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Quando Davi e os que seguiam chegaram a Ziclag 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Negueb, ferindo e incendiando Ziclag. In questo primo versetto noi dobbiamo fermarci un attimo per capire che cosa era successo, no? Perché da dov'è che stava arrivando Davide? Nesse primeiro versículo a gente tem que entender o que aconteceu, de onde Davi estava chegando. Non so se vi ricordate la storia di Davide, no? Não sei se vocês lembram da história de Davi. Davide ha sconfitto il gigante Golia, Davi derrotou o gigante Golias. Davide era stato unto come re di Israele, Davi foi ungido como rei de Israel. ancora non era re, Ele ainda não era rei. c'era un altro re che era Saul, Tinha outro rei, Saul. ma le vittorie di Davide Mas as vitórias de Davi contro Golia e contro molti nemici contra Golias e muito inimigo avevano fatto sì che Davide aveva preso grande popolarità nel popolo. fizeram com que Davi ficasse muito popular entre o povo. Il popolo elogiava Davide E o povo elogiava Davi. e disprezzava il re Saul. Desprezava o rei Saul. E a Saul, al re Saul, questa cosa non andava bene. E o rei Saul não gostava disso. E allora Saul ha cercato in tutti i modi di uccidere Davide. Então Saul procurou de todos os jeitos de matar Davi. E Davide è scappato per anni e anni, Davi escapou por anos e anos, inseguito da Saul, perseguido por Saul, finché Davide, até que Davi, insieme a un gruppo di suoi amici fidati, junto com um grupo de amigos, si è stufato di continuare a scappare. ele se cansou de continuar escapando. E
E ha detto, se Saul mi vuole uccidere, e falou: se Saul quer continuar, quer me matar, io farò la guerra contro Saul. eu vou guerrear contra Saul. E Davide E Davi, si è andato ad unire con i Filistei. ele se uniu com os filisteus. I Filistei erano il popolo più nemico di Israele e dell'intera Bibbia. Os filisteus são o povo mais inimigo de Israel na inteira Bíblia. Pensate, Davide era stato ferito da Saul, Saul cercava di ucciderlo. Davi foi ferido por Saul, Saul procurava matar Davi. E Davide, per rispondere a Saul, E Davi, para responder Saul, si è alleato col nemico. ele se aliou com o inimigo. E questo è stato un grande peccato di Davide. Isso foi um grande pecado de Davi. Perché io ti invito a pensare alla tua vita, no? Porque eu te convido a pensar na tua vida. Forse oggi tu non stai scappando da Saul, Talvez hoje você não está escapando de forse Saul. non c'è un re che ti ha ferito, Talvez não tenha um rei que te machucou. ma tanti di noi sono stati feriti da qualcuno. Mas muitos de nós temos sido feridos por alguém. E quotidianamente, molte volte, veniamo feriti da qualcuno. E todos os dias somos feridos por alguém. Da qualcuno che usa parole cattive contro di noi, Por alguém que usa palavras feias com a gente. da qualcuno che ci mette in brutte situazioni, Alguém que nos coloca em situações difíceis. qualcuno che ci accusa, Alguém que nos acusa. qualcuno che ci fa del male in qualche modo. Alguém que nos machuca de algum jeito. E prova a pensare, tu come rispondi a tutto questo? E tenta pensar em como você responde a tudo isso. Tu dici, lo perdono subito, Você diz: vou perdoar ele agora. non c'è problema. Não tem problema. Questo mi ha fatto una cosa brutta, ma non c'è problema. Ele fez uma coisa feia, mas não tem problema. O tu reagisci a questo. Ou você reage a isso. Sai, quando noi reagiamo a questo, Sabe, quando a gente reage a isso, quando una persona ci fa una cosa brutta quando uma pessoa faz uma coisa e feia noi reagiamo, e a gente reage, noi ci stiamo alleando col nemico. a gente está se aliando com o inimigo. Se io do una spinta alla Gabi adesso Se eu empurro a Gabi agora, e la Gabi si rialza e mi spinge di nuovo, e a Gabi se levanta e me empurra de novo, questo esempio è più chiaro, no? é um exemplo mais claro, né? In quel momento lei si sta alleando col nemico. Naquele momento, ela está se aliando com o inimigo. Sta facendo la stessa cosa che ha fatto Davide. Ela está fazendo a mesma coisa que Davi fez. Solo che il nemico nel nostro caso non sono i filistei. Só que o inimigo, no nosso caso, não são os filisteus. Il nemico, l'avversario nella nostra vita O inimigo, o adversário na nossa vida, è Satana. é Satanás. La stessa parola Sata significa nemico, avversario. A mesma palavra sata significa inimigo, adversário. E quando noi rispondiamo a qualcuno che ci ferisce, Quando a gente responde a alguém que nos fere, noi ci stiamo automaticamente alleando con Satana. a gente está automaticamente se aliando com Satanás. No, è impossibile, no? Não, é impossível. Io sono cristiano. Eu sou cristão. Io non farei mai un patto col diavolo. Eu nunca iria fazer um pacto com o diabo. Sapete, nella mia poca vita cristiana, Sabe, na minha pouca vida cristã, so che qua ci sono persone che hanno molti più anni di me, sei que aqui tem muitas pessoas que têm De muito vida mais cristiana. anos de vida cristã. io ho visto molte situazioni che possono essere paragonate a quella di Davide. Eu vi muitas situações que podem ser comparadas com aquela de Davi. Situazioni vissute da cristiani. Situações vividas por cristãos. Ho visto chiese divise Eu vi igrejas divididas perché una persona non era d'accordo col pastore, porque uma pessoa não estava de acordo com o pastor. era stata ferita dal pastore Ela tinha sido ferida pelo pastor e ha creato una divisione. e criou uma divisão. Ho visto persone uscire dalle chiese Eu vi pessoas sair da igreja perché il fratello o la sorella gli aveva detto una parola cattiva porque o irmão e a irmã falaram uma palavra malvada, e ha fatto una confusione, ha creato una ribellione. fizeram uma confusão, criaram uma rebelião. Quando noi facciamo questo, A gente faz isso, noi ci stiamo alleando con Satana. a gente está se aliando com Satanás. Perché? Por quê? Perché un regno diviso non può prosperare. Porque um reino dividido não pode prosperar. Satana non vuole che la Chiesa prosperi. Satanás não quer que a igreja prospere. Satana vuole che la Chiesa sia divisa. Satanás quer que a igreja seja dividida. E una Chiesa divisa, un regno diviso non può E prosperare. uma igreja, um reino dividido não pode prosperar. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore Não Gesù. são palavras minhas, são as palavras do Senhor Jesus.
Ho visto famiglie Eu vi famílias che a causa della moglie che faceva una cosa brutta al marito, por causa da mulher que fez uma coisa malvada com o marito reagiva marido reagiu, e dopo quell'altra ancora depois de e novo, quell'altra ancora e de novo, finché non si separavano. até que eles não se separaram. Questo non è fare un patto col nemico. Isso não é fazer um pacto com o inimigo? Figli che si allontanano dai genitori, Filhos que se afastam dos pais, amici che si allontanano da amici fraterni. amigos que se afastam de amigos fraternos. E tutto questo E tudo isso perché noi reagiamo. porque a gente reage. Non so se vi ricordate il nostro Signore Gesù, però cosa aveva detto un giorno? Não sei se vocês lembram que o nosso Senhor Jesus disse um dia: Amate i vostri nemici amem os vossos inimigos e pregate per coloro che vi e perseguitano. orem por aqueles que vos perseguem. Gesù non dice se lui ti spinge, spingilo di nuovo. Jesus não disse: se ele te empurrou, você empurra ele de novo. Ama il tuo nemico Ame o teu inimigo e prega per colui che ti perseguita. e ore por aquele que te persegue. Quando noi facciamo una cosa brutta Quando nós fazemos uma coisa feia, per reagire, para reagir, noi ci stiamo alleando col nemico. a gente está se aliando com o inimigo. Noi stiamo facendo l'opera di Satana. A gente está fazendo a obra de Satanás. Sembra impossibile, no? Parece impossível, Sembra né? una cosa troppo brutta da dire. Parece uma coisa muito feia para dizer. Ma in Galati, capitolo 5, Paolo fa una lista molto specifica. Mas em Gálatas, capítulo 5, Paulo faz uma lista muito específica. Anzi, fa due liste. Ele faz duas listas. Una lista parla dei frutti dello Spirito. Uma lista fala dos frutos do Espírito. Sono quelli che potete leggere sul muro là dietro. É aqueles que vocês podem ler no muro ali atrás. E poi fa un'altra lista, Depois ele faz outra lista. che sono i frutti della carne. São os frutos da carne, Sono le opere della carne, as obras da le carne, opere del maligno. as obras do maligno. In questa lista c'è la fornicazione, Nessa lista estão a fornicação, c'è la dissolutezza, ci sono inimicizie, inimizades, ci sono discordie, discórdias, ci sono contese, ci sono ire, arrabbiature, inimizades, ciúmes, rivalidades, ci sono invidie, gelosie. ciúmes. E sapete cosa dice l'Apostolo Paolo in fondo a questa lista? Você sabe o que o apóstolo Paulo diz no fundo dessa lista? Io già vi avviso su queste cose. Eu já estou vos avisando. Chi pratica queste cose, Os que praticam essas coisas, chi fa le cose che ci sono in questa lista, quem faz as coisas dessa lista, non erediterà il regno di Dio. não vai herdar o reino de Deus. Una cosa seria, no? Che sta dicendo? Uma coisa séria que ele está Chi falando. fa le cose in questa lista Quem faz as coisas dessa lista non riceverà la salvezza. não vai receber a salvação. Sai perché non erediterà il regno di Dio? Sabe por que eles não vão herdar o reino de Deus? Abbiamo fatto la festa del papà, no? Qua. A gente fez a festa do pai aqui. A voi padri, Para chiedo, vocês, pais, eu pergunto. a chi andrà la vostra eredità? Para quem vai a vossa herança? Ai vostri vicini di casa? Para os vizinhos de casa? Agli amici? Amigos? La vostra eredità va ai vostri figli. A herança vai para os filhos. Se qua l'Apostolo Paolo dice che chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio, E o apóstolo Paulo diz que quem faz essas coisas não vai herdar o reino de Deus. è perché chi fa queste cose É porque quem faz essas coisas non ha diritto all'eredità. não tem direito à herança. E se non ha diritto all'eredità Se não tem direito à herança, è perché non è figlio di Dio. é porque não é filho de Deus. E nella prima lettera di Giovanni al capitolo 3, versetto 10, Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, Giovanni fa una distinzione molto specifica João ele faz uma divisão muito específica. e dice: in questo si distinguono i figli di Dio Nisso eles se separam os filhos de Deus dai figli del diavolo. dos filhos do diabo. Chiunque non pratica la giustizia Quem não pratica a justiça e chi non ama suo fratello, e quem não ama o seu irmão, quello non è da Dio. ele não vem de Deus. State seguendo? Vocês estão seguindo? Quando noi facciamo qualcosa al fratello che ci ha ferito, Quando fazemos alguma coisa pro irmão que nos quando machucou, noi reagiamo, quando a gente reage, quando noi creiamo una quando a divisione, gente cria uma divisão, che sia in chiesa, che sia in casa, che sia tra le amicizie, seja na igreja, que seja em casa, com as amizades, noi stiamo facendo l'opere del maligno. estamos fazendo as obras do maligno.
e noi ci stiamo comportando come un figlio del diavolo, Estamos nos comportando como filhos do diabo, perché non stiamo praticando la giustizia porque não estamos praticando a justiça e perché non stiamo amando il nostro e fratello. porque não estamos amando o nosso irmão. E sapete chi ci rimette di più da tutta questa situazione? Você sabe quem sai pior de toda essa situação? Perché noi a volte pensiamo, io faccio una cosa sbagliata, ci rimetto io. Porque a gente pensa, eu faço uma coisa errada, sou eu que È saio una mal cosa dessa tra situação. me e Dio. É uma coisa entre eu e Deus. Andiamo a leggere il versetto 2 di quella storia di Davide. Vamos ler o versículo 2 daquela história de Davi. Abbiamo detto che questi Amalechiti erano arrivati nel villaggio A gente disse que esses amalequitas chegaram nessa finché Davide non era lì, cidade até que Davi não estava ali. perché era andato a allearsi col nemico. Ele tinha ido se aliar com o inimigo. E gli Amalechiti avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. E os amalequitas haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso. Mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Sapete chi ci rimette più di tutto da queste situazioni? Sabe quem sai pior dessa situação? Le mogli, i bambini, As mulheres, as crianças, le persone intorno a noi. as pessoas ao nosso redor. Noi sì ci rimettiamo, A gente sim sai mal dessa ma situação. quando noi facciamo una cosa sbagliata, Mas quando a gente faz uma coisa errada, molto spesso non è una cosa che resta solo tra noi e Dio. nem sempre é uma coisa que fica entre nós e Deus. Soprattutto quando noi siamo persone che hanno la responsabilità di qualcun altro. Ainda mais quando temos a responsabilidade por alguém. Per questo ho cominciato dicendo che era una predica per padri, Por isso eu comecei dizendo que era uma pregação para os pais. perché i padri hanno la responsabilità all'interno della propria casa come sacerdoti, Porque os pais têm responsabilidade dentro da própria casa como sacerdotes. ma anche le madri hanno responsabilità all'interno della propria casa come sacerdotesse. Mas também as mães têm responsabilidade dentro de casa como sacerdotes. Ho sentito dire che nella religione giudaica Eu ouvi dizer que na religião judaica, la religione non era passata da padre in figlio, a religião não era passada de pai em filho, ma da madre in figlio. mas de mãe para o filho. Erano le madri che portavano l'insegnamento della religione ai propri figli. Eram as mães que traziam o ensinamento da religião para os filhos. Anche le madri hanno importanza As mães também têm importância. e anche i figli hanno importanza. Os filhos também têm importância. Ci sono figli che sono i sacerdoti all'interno delle loro case, Tem filhos que são os sacerdotes dentro da casa, perché i genitori non hanno la struttura per esserlo. porque os pais não têm estrutura para ser. E ci sono persone che sono sacerdotesse per il proprio marito E tem mulheres que são sacerdotes para o próprio marido, e mariti che sono sacerdoti per le proprie e mogli. maridos que são sacerdotes para as mulheres. E ci sono altre persone che hanno figli spirituali, Tem outras pessoas que têm filhos espirituais, figli nella fede. filhos na fé. Ci sono persone che sono operai in questa casa Tem pessoas que são obreiros nessa casa e hanno responsabilità spirituali sulla vita degli altri fratelli che sono qua. tem responsabilidade espiritual sobre a vida das pessoas que estão aqui. Perché le persone che sono qua guardano gli operai della casa di Dio come dei grandi della fede. Porque as pessoas que estão aqui olham para os obreiros dessa casa como grandes na fé. Tutte le persone che hanno la responsabilità di qualcuno, Todas as pessoas que têm responsabilidade de alguém, quando cascano, quando caem, quando sbagliano, quando erram, quando si rivoltano, quando se revoltam, quando si alleano con il nemico, quando se aliam com o inimigo, fanno cadere anche le persone intorno a sé. fazem cair as pessoas ao redor. Ho visto leader spirituali, grandi leader Eu vi spirituali, grandes líderes che espirituais sono caduti. que caíram. Solo che quando sono caduti non sono caduti solo loro. Só que quando eles caíram, não somente eles caíram. Hanno portato con sé centinaia di persone Levaram consigo centenas de pessoas. che si basavano la loro fede sull'esempio di quello. Baseavam a própria fé sobre aquilo. Oggi qua abbiamo persone con un grande compromesso con Dio, Aqui temos pessoas com um grande compromisso com persone che Deus. possiamo prendere come esempio. Pessoas que podemos pegar como exemplo. Abbiamo consacrato non è la parola giusta, ma istituito da poco tempo Gilson, Vanessa come leader dei giovani. A gente instituiu faz pouco tempo o Gilson e a Vanessa como líderes de jovens. Sono persone esempio. São pessoas exemplos. Io vi dico, potete guardare loro, la loro vita, la loro casa e ricevere esempio e edificazione da loro. Eu digo, vocês podem olhar para eles, para casa, para a vida deles e receber edificação deles. Il lavoro che hanno già fatto in poco tempo con i giovani, con gli adolescenti è spettacolare. O trabalho que eles fizeram em pouco tempo com jovens e adolescentes é espetacular. Ma che cosa succederà se un giorno cadranno? Mas o que vai acontecer se um dia eles caírem? Nunca vai acontecer, né?
amarrado. Così. Eita! Ma che cosa succederà se dovesse succedere questo un giorno? Mas o que vai acontecer se isso acontecesse um dia? Questo non riguarderà solo loro. Isso não vai ter a ver só com eles. Probabilmente questo riguarderà anche una generazione di giovani e di adolescenti. Provavelmente isso vai ter a ver com uma geração de jovens e adolescentes. Io guardo il gruppo di lode Eu olho para o grupo de louvor e in tutti gli anni che ho visto il gruppo di lode, e em todos os anos que eu vi o grupo de louvor, oltre a essere un gruppo di lode fantastico, além de ser um grupo de louvor fantástico, io vedo tutte persone integre sul eu pulpito. vejo todas as pessoas íntegras no púlpito. Ma io so che l'integrità delle persone che sono sul pulpito, Mas eu sei que a integridade das pessoas que estão no nel púlpito, gruppo di lode, no grupo de louvor, viene dall'esempio che hanno dalla loro leader. vem do exemplo que eles têm da líder. Perché in 15 anni, 14 anni di chiesa non ho mai conosciuto nessuno più integro dell'Andrea. Porque em 15, 14 anos de igreja eu nunca conheci alguém mais íntegro do que L'Andrea André. è così integra André é tão che íntegra quando ha predicato su integrità E poche quando- settimane fa, que poucas semanas atrás, quando ela pregou sobre integridade, ha detto che la sua integrità doveva essere provata da Dio prima di poter predicare su integrità. ela disse que a integridade dela tinha que ser provada por Deus antes de pregar aqui sobre integridade. E l'esempio che lei dà O exemplo que ela dá è qualcosa che si riflette nelle persone che salgono qua. é algo que reflete nas pessoas que estão aqui. Ma se un giorno questa integrità venisse meno, Mas se um dia essa integridade não... e sono Ah, sicuro che questo non avverrà mai, Eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer. questo non affetterà soltanto lei, Isso não vai afetar somente ela, ma affetterà anche tutto il gruppo di lode. mas também o inteiro grupo de louvor. L'unico modo per non essere contagiati da questo O único modo para não ser contagiado com isso è essere abbastanza forti, é ser fortes o suficiente, abbastanza maturi maduros o suficiente, da fare quello che c'è scritto nella lettera agli ebrei. para fazer o que está escrito na carta aos Hebreus. Corriamo con perseveranza la gara che c'è proposta, Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fissando il nostro sguardo solo su Gesù, fixando os olhos em Jesus, colui che crea la fede e la rende perfetta. o autor e consumador da nossa fé. Se noi ci basiamo solo su Gesù, Se nos baseamos somente em Jesus, non saremo mai delusi. nunca ficaremos Non desiludidos. ci sarà leader che cadrà, Não vai ter líder que vai cair, che ci farà cadere insieme a lui, que vai nos fazer cair junto com ele. perché Gesù mai cadrà. Porque Jesus nunca vai cair. Gesù sempre resterà là. Jesus sempre vai ficar lá. Gesù sempre sarà l'esempio perfetto sul quale possiamo basarci. Jesus sempre vai ser o exemplo perfeito para nós nos basearmos. Se noi riusciamo a essere cristiani abbastanza maturi da fissare il nostro sguardo solo su Gesù, Se conseguimos ser cristãos maduros o suficiente para fixar o nosso olhar somente em Jesus, da non farci traballare, non farci traballare, dai rumori che abbiamo intorno a noi, non farci scuoterci dai rumori. Comunque si dice abalare in portoghese. se a gente é forte o suficiente para não nos abalar com isso, Dai rumori che ci sono intorno a noi, dos barulhos que tem ao nosso redor, l'unico modo è fissare il nostro sguardo su Gesù. o único jeito é fixar o nosso olhar em Jesus. Noi abbiamo la responsabilità spirituale Temos a responsabilidade espiritual verso le persone che sono intorno a noi. com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, Quando nós fazemos algo errado, ci alleiamo con qualcuno, a gente fica se aliando com alguém, qualcuno che è il nostro nemico. alguém que é o nosso inimigo. Questo non contagerà solo la nostra vita, Isso não vai contagiar somente a nossa vida, contagerà anche la vita degli altri. mas também a vida dos outros. E noi dobbiamo prenderci cura delle persone che Dio ha messo nelle nostre mani. Nós devemos cuidar das pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. Noi dobbiamo prenderci cura dei figli, Devemos cuidar dos delle filhos, mogli, dei mariti, das mulheres, dos dei maridos, fratelli, dos irmãos, degli amici, amigos, di ogni persona che Dio ha messo nelle nostre mani. de cada pessoa que Deus colocou na nossa mão. I frutti che noi portiamo, Os frutos que a gente carrega, quelli che Dio vuole che noi diamo, aqueles que Deus quer que a gente dê, è una parola che dico spesso, non sono per noi. é uma palavra que eu digo sempre, não são para nós. Dio dice che noi siamo dei rami, no? Deus diz que nós somos ramos, galhos, E dobbiamo portare molto frutto. que devemos dar muito fruto. Ma i frutti non sono per noi. Mas os frutos não são para nós. Avete mai visto un ramo cibarsi di una mela? Vocês já viram um galho que come uma maçã? No, Não. la mela è per la
per le altre persone, A maçã é para as outras pessoas, non è per il ramo. não é para o galho. I frutti che noi portiamo non sono per noi, O fruto que a gente carrega não é para i nós. frutti che noi portiamo sono per gli Os altri. frutos que a gente carrega é para os outros. Noi dobbiamo fare le cose per le persone di cui noi abbiamo responsabilità. Nós devemos fazer as coisas pelas pessoas que nós temos a responsabilidade. E non pensate che noi abbiamo responsabilità soltanto delle persone all'interno della nostra casa. E não pensem que a gente tem responsabilidade somente com as pessoas dentro da nossa casa. Quelle sono le prime persone di cui abbiamo responsabilità. Aquelas são as primeiras pessoas com que temos responsabilidade. Ma ogni persona sulla terra è responsabilità di noi cristiani. Mas cada pessoa sobre essa terra é responsabilidade de nós cristãos. Dio ci ha detto andate per il mondo. Deus nos disse, vão pelo mundo. Non ha detto solo restate a casa. Ele não disse, fiquem em casa. Ogni persona sulla terra Cada pessoa na terra è responsabilità di noi cristiani. é responsabilidade de nós cristãos. Non portate scandalo, Não levem escândalo, fate i sacrifici che dovete fare, façam sacrifícios que tem que ser feito, fate ogni cosa che dovete fare façam tudo o que vocês têm que fazer, affinché attraverso di voi para que através de le vocês persone possano essere edificate as pessoas possam ser edificadas e non contaminate e não contaminadas dalle azioni malvagie che noi facciamo quando ci alleiamo con Satana. pelas ações malvadas que quando a gente se alheia com o inimigo. Andando avanti con la storia di Davide, Seguindo em frente com a história de Davi, noi vediamo che Davide è tornato a questo villaggio, nós vemos que Davi voltou para essa cidade. non ha trovato nessuno. Ele não encontrou ninguém. E al versetto 6 c'è scritto così: Davide fu grandemente angosciato E no versículo 6 está escrito, Davi também se angustiou. e la gente parlava di lapidarlo perché erano tutti amareggiati a motivo dei figli e delle loro figlie. Pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Ma Davide si fortificò nel suo Dio. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Sapete, è una cosa molto importante che abbiamo letto prima Uma coisa muito importante que a gente leu antes è che gli Amalechiti avevano portato via tutte le persone del villaggio, é que os amalequitas tinham levado embora todas as pessoas daquela cidade, ma non avevano ucciso nessuno. mas não tinham matado ninguém. Nessuno era morto. Ninguém tinha morrido. Nessuno era morto. Ninguém tinha morrido. Forse tu stai passando per una situazione Talvez você está passando por uma situação all'interno della tua casa dentro da tua casa, in cui qualche tuo parente em que algum parente teu è molto allontanato da Dio está muito afastado de Deus. e tu non sai più cosa fare. E você não sabe mais o que fazer. Ma questa parola Mas essa palavra ti dà una certezza: te dá uma certeza. quel tuo parente non è morto, Aquele teu parente não morreu. è stato portato via dal nemico, Ele simplesmente foi levado embora pelo inimigo. ma non è morto. Mas ele não morreu. Confida in Dio, Confia em Deus. Lui non è morto. Ele não morreu. Fortificati in Dio, Fortalece em Deus. perché Lui non è morto. Porque ele não morreu. C'è ancora tempo per recuperare quel tuo figlio. Tem ainda tempo para recuperar aquele teu C'è filho. ancora tempo per recuperare la tua moglie, il tuo marito. Tem ainda tempo para recuperar tua mulher, teu marido. C'è ancora tempo per recuperare quel tuo amico, Tem ainda tempo para recuperar o teu amigo. quella persona che tu avevi cercato di portare a Dio, Aquela pessoa que você tentou levar para Deus, ma che è tornata indietro. mas que voltou para trás. Quella persona non è morta, Aquela pessoa não morreu. quella persona è ancora viva. Aquela pessoa está ainda viva. C'è ancora tempo Tem ainda tempo per andare a prenderla. para ir buscá-la. Quello che tu devi fare Aquilo que você tem que è fazer non disperarti, é não se desesperar. anche se non hai idee di come fare. Mesmo se você não faz ideia de La como parola fazer. di oggi ti dice: A palavra de hoje te diz: fortificati nel Signore. se fortaleça no Senhor. C'è scritto in Efesini 6:10. Está escrito em Efésios 6 e 10. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortificati in Dio. Se fortaleça em Deus. Entra in preghiera. Entre em oração. Entra in digiuno per quella persona. Entre em jejum para aquela pessoa. Forse oggi tu non hai una strategia. Talvez hoje você não tenha uma estratégia. Dio ti darà la strategia. Deus vai te dar a estratégia. Sapete cosa ha fatto Davide dopo che si è fortificato in Dio? Você sabe o que Davi fez depois que ele se fortaleceu em Deus? È andato a chiedere consiglio a Dio. Ele foi pedir conselho para Deus. Quando noi entriamo in Quando a preghiera, gente entra em oração,
Dio manda i suoi consigli su di noi. Deus manda os seus conselhos sobre a gente. Quando noi entriamo in digiuno, Quando a gente entra em jejum, Dio comincia a darci strategie per come agire in queste situazioni. Deus começa a nos dar estratégias sobre como agir nessa situação. Dio è un Dio consigliere. Deus é um Deus conselheiro. Quando il profeta Isaia ci presenta Gesù, Quando o profeta Isaías nos apresenta Jesus, ci dice poiché un bambino c'è nato, ele diz, porque uma criança nos nasceu, un figlio ci è stato dato, um filho nos foi dado, il dominio riposerà sulle sue e o spalle. domínio vai descansar sobre os seus ombros. Egli sarà chiamato consigliere ammirabile, Ele será chamado Conselheiro Admirável, Dio potente, Deus Poderoso, Padre eterno, Pai Eterno, Principe della pace. Príncipe da Paz. Dio è consigliere ammirabile. Deus é Conselheiro Admirável. Forse oggi tu non hai una strategia. Talvez hoje você não tenha uma Forse estratégia. oggi tu non sai dove sbattere la testa con quella persona. Talvez você hoje não sabe o que fazer com aquela pessoa. Ti sembra che sia irrecuperabile, che è troppo lontana. Parece que está longe demais e irrecuperável. La parola di Dio ti dà una certezza, quella persona non è morta. A palavra de Deus te dá uma certeza, aquela pessoa não morreu. Fortificati in Dio. Se fortaleça em Deus. Chiedi consiglio a Lui, Peça conselho a al Ele, nostro consigliere ao ammirabile. nosso conselheiro E admirável. Lui ti dirà cosa E fare. Ele vai te dizer o que fazer. E così Dio fece con É Davide. assim que Deus fez com Davi. Dio diede a Davide la strategia. Deus deu para Davi estratégia. E Davide andò dietro agli Amalechiti. Davi foi atrás dos amalequitas. Il versetto 9 continua dicendo: Davide dunque andò con 600 uomini che aveva con sé e giunsero fino al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente. Versículo 9 e 10 diz: Então Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás, por não conseguirem passar o ribeiro de Besor por estarem muito cansados. Questi versetti ci parlano di qualcosa di incredibile, secondo me. Esses versículos nos falam de algo incrível. Vi do uno spoiler. Vou dar um spoiler. Davide riuscirà ad andare a vincere questa guerra? Davi vai conseguir vencer essa guerra? Recupererà tutte le mogli, i figli? Ele vai recuperar todas as mulheres e os filhos? Recupererà il bottino? Ele vai recuperar a riqueza? E ritornerà nella sua città. E ele vai voltar para a cidade. Soltanto che avete sentito quello che dicevano questi versetti, no? Vocês ouviram o que esses versículos disseram? Erano partiti in 600, Eles tinham partido em 600, ma 200 si erano fermati. mas 200 tinham parado. Erano troppo stanchi. Estavam cansados demais. E solo 400 sono andati in guerra. Só 400 foram para a guerra. I 200 che si fermarono Os 200 que pararam sono rimasti lì con i bagagli, con tutte le cose che avevano dell'accampamento. ficaram ali com todas as coisas que eles carregavam do acampamento. Non è che erano rimasti lì a non fare niente. Não é que eles tinham ficado sem fazer nada. Davide stesso poi dirà: loro sono rimasti qua per proteggere i nostri averi. Davi mesmo disse que eles ficaram ali para proteger. Solo che quando As sono, posses. solo che quando sono tornati dalla guerra, Só que quando eles voltaram da guerra, con tutto il bottino, com toda a riqueza, quelli che erano andati in guerra aqueles que tinham ido para a guerra, hanno detto: quelli che sono rimasti qua eles disseram, aqueles que ficaram aqui, non avranno parte del bottino. eles não vão ter parte nessa riqueza. Lo teniamo tutto noi che abbiamo combattuto. Vai ficar tudo pra gente, que a gente guerreou. Ma Davide ha detto: no, Mas Davi disse não, anche loro sono stati importanti. eles também foram importantes. Loro hanno preso cura delle cose della nostra casa. Eles cuidaram das coisas da nossa casa. Per me questa è una parola incredibile che ci dà questo passo della Bibbia. Para mim essa é uma coisa incrível que nos dá essa passagem da Bíblia. Oggi quando noi intendiamo il versetto di Matteo 28, andate dunque per il mondo a predicare il Vangelo. Quando a gente entende o versículo do capítulo 28 de Mateus, ide pelo mundo, Noi pensiamo che la nostra chiamata, il nostro mandato sia veramente quello di andare in altre nazioni. a gente pensa que o nosso chamado, o nosso id é para ir em outras nações. È una cosa che sicuramente fa parte della chiamata di qualcuno di noi. É uma coisa que com certeza faz parte do chamado de alguns de nós. Chi vive un ministero apostolico ha questa chiamata di andare in giro per il mondo a predicare il Vangelo. Quem vive o ministério apostólico tem esse chamado de ir pregar o evangelho nas nações. Ma sono importanti quelli che vanno, Mas são importantes aqueles que vão, così come quelli che rimangono. assim como aqueles que ficam. Sono importanti quelli che restano. São importantes aqueles que ficam. Sono importanti quelli che prendono cura della loro casa. São importantes aqueles que cuidam da própria casa. Oggi noi
Vediamo che la persona che porta provvedimento alla propria casa di solito è il marito, no? Hoje vemos que a pessoa que traz o sustento para a casa é o marido, Perché va a lavorare. porque ele vai trabalhar. Dico una cosa a tutti i mariti che hanno le donne casalinghe. Eu digo uma coisa para todos os maridos que têm a mulher dona de casa. Le donne che rimangono a casa hanno grande importanza. As mulheres que ficam em casa têm grande importância. Sto vivendo un momento in cui Andrea sta lavorando tutti i giorni Estou vivendo um momento em que a Andrea está trabalhando todos os dias. e vi assicuro E eu digo a vocês, che ancora non ho capito come fa a far venire il fornello lucido. que eu ainda não entendo como ela consegue deixar o fogão assim tão limpo. Magia, veramente magia. É uma magia. Mi ha detto, passi il Ela disse para mim, você passa il pane un po' bagnato, o pano um pouco molhado, dopo quello asciutto, depois aquele seco, no, ci arrivano degli aloni giganteschi. e ficam umas manchas incríveis. Senza contare che i piatti sanno di uova. Sem Vabbè, contar insomma, que os pratos são de è una ovo. tragedia, è una tragedia. É uma tragédia. Pregate che Andrea lasci presto questo lavoro. Orem para que a Andrea perca o trabalho. Sono importanti quelli che rimangono a casa. São importantes os que ficam em casa. Oggi abbiamo partecipato con alcuni leader della Chiesa a un incontro Hoje a gente participou com alguns líderes da igreja a um encontro, dove hanno detto una frase in cui io credo molto. onde eles falaram uma frase que eu acredito muito. Il ravvivamento che tanto aspettiamo nel mondo O avivamento que a gente tanto espera no mundo non comincerà nel mondo, não vai começar no mundo, comincerà qua, vai começar aqui, comincerà nelle nostre chiese. vai começar na nossa E igreja. affinché cominci nelle nostre chiese deve prima cominciare nelle nostre case. E para que comece na nossa igreja, tem que começar antes na nossa casa. Certo è importante andare a evangelizzare, Claro que é importante è evangelizar, importante andare in altri paesi o nelle strade, é importante em outros países, nas estradas, ma il nostro primo ministero è quello che noi viviamo dentro la nostra casa. mas o nosso primeiro ministério é o que vivemos na nossa casa. È lì che noi dobbiamo vivere un ministero evangelistico É forte, ali que a gente tem que viver um ministério evangelístico muito un forte, ministero pastorale forte. ministério pastoral forte. È lì che noi dobbiamo far nascere il risveglio in questa É nazione, ali que tem que nascer o avivamento dessa nação. è all'interno della nostra casa. É dentro da nossa casa. Insegniamo ai nostri figli a pregare, A gente tem que ensinar os nossos filhos a orar, insegniamo ai nostri figli a immergersi nella parola di Dio. tem que ensinar os nossos filhos a mergulhar na palavra de E Deus. noi stessi, genitori, Nós mesmos, os pais, dobbiamo fare questo. devemos fazer isso. Non basta insegnare. Não basta ensinar. Come abbiamo detto prima, noi abbiamo la responsabilità Como di a gente questo. disse antes, nós temos a responsabilidade disso. Come responsabilità noi dobbiamo essere l'esempio di questo. E como responsáveis devemos ser o exemplo por isso. Sono importanti quelli che vanno in guerra, São importantes os que vão para a guerra, tanto quelli che prendono cura di questa casa, tanto quanto aqueles que cuidam dessa casa, tanto quelli che prendono cura della tua casa. aqueles que cuidam da tua casa. Andiamo verso la fine. Estamos chegando ao final. Vi ho già fatto lo spoiler, Eu já fiz o spoiler, ma lo vediamo veramente nel versetto 17 mas no quello che è versículo successo. 17 a gente vê o que aconteceu. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani e non ne scampò neanche uno, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Então Davi os feriu desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Dio ha dato la vittoria a Davide. Deus deu a vitória para Davi. Dio ha dato quel consiglio Deus deu aquele conselho, che ha permesso che Davide vincesse questa guerra, permitiu que Davi vencesse essa guerra, che ha permesso che Davide riportasse a casa ciò che aveva perduto. permitiu que Davi trouxesse para casa o que ele tinha perdido. Vuoi avere successo nella tua camminata cristiana? Você quer ter sucesso na tua caminhada cristã? Vuoi avere una vita prospera? Quer ter uma vida próspera? Segui i consigli di Dio. Siga os conselhos de Deus. I primi consigli di Dio li trovi sulla sua parola. Os primeiros conselhos de Deus você encontra na palavra. I secondi li trovi all'interno della preghiera Os segundos dentro da oração. e poi ancora all'interno del digiuno. Depois ainda dentro do jejum. Puoi trovare consigli di Dio nella bocca dei tuoi leader Você encontra conselhos de Deus dentro da boca dos líderes o di persone che sono un riferimento cristiano per la tua vita. ou de pessoas que são referências cristãs na tua vida. Ma se tu vuoi veramente vincere questa guerra Mas se você realmente quer vencer essa guerra che stai affrontando oggi, que você está afrontando hoje, questa guerra all'interno della tua casa dove hai
persone che sono allontanate da Dio, essa guerra dentro da tua casa, onde você tem pessoas afastadas de Deus, o dove forse tu oggi ti senti allontanato da Dio, onde você se sente longe de Deus, comincia a seguire i consigli che Dio dà per te, per la tua vita. comece a seguir os conselhos que Deus dá para você e para tua vida. È attraverso questi consigli che tu riuscirai a avere vittoria. É através desses conselhos que você vai conseguir ter a È vitória. attraverso questi consigli che tu vivrai un nuovo di Dio per la tua vita. É através desses conselhos que você vai conseguir viver o novo de Deus na tua vida. Prendi cura delle persone che Dio ha messo nelle tue mani, Cuida das pessoas que Deus colocou nas tuas mãos. anche se oggi ti sembrano lontane, Mesmo se hoje elas parecem longe, anche se oggi forse sei tu quello lontano. mesmo se hoje talvez seja você essa pessoa longe, Prendi cura di ognuno di loro. cuida de cada um deles. Questa è una tua responsabilità come cristiano. Essa é uma tua responsabilidade como cristão. Se devi tornare alla presenza di Dio, torna alla presenza di Dio. Você tem que voltar na presença de Deus, volte à presença de Deus. Sai, Dio ti dà solo consigli. Deus vai te dar conselhos. Non ti dirà mai che cosa fare, assolutamente, non ti obbligherà mai. Ele nunca vai te obrigar a fazer alguma coisa. Se sei tu oggi quella persona che è lontana dalla presenza di Dio, Se você é essa pessoa que está longe da presença de Deus, Dio ha un consiglio per te in Deuteronomio. Deus tem um conselho para você em Deuteronômio. Io metto davanti a te la vita e la morte. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Scegli dunque vita, Escolha a vida, affinché viva tu e la tua discendenza. para que você e a tua descendência possam viver. Tu e la tua discendenza. Você e a tua descendência. Perché le tue decisioni E as tuas decisões hanno un riflesso sulla vita delle persone intorno a te, têm um reflexo na vida das pessoas ao teu redor, nel bene come nel male. no bem como no mal. Amen. Amém. Possiamo alzarci in piedi? Podemos nos levantar? Io invito il gruppo di lode. Amen. Preghiamo insieme. Vamos orar juntos. Io voglio invitarti in questo momento a pregare per due cose. Quero te convidar nesse momento a orar por duas coisas. Decidi tu quella che pensi sia che oggi faccia più al caso tuo. Você decide o que você pensa que é mais no teu caso. Se oggi tu ti senti lontano dalla presenza di Dio, Se hoje você se sente longe da presença de Deus, prega per la tua vita. você ora para a tua vida. Dio Deus ti consiglia vita vai te aconselhar a vida. e io credo che in questa preghiera Lui parlerà forte al tuo cuore. Eu creio que nessa oração ele vai falar fortemente ao teu coração. Ma se oggi tu sei già un punto di riferimento per persone, Mas se hoje você é já um ponto de referência, sim, prega, pessoas, prega per quelle persone che si specchiano in te ore para aquelas pessoas que se espelham em você e che oggi sono lontane dalla presenza di Dio, e que hoje estão longe da presença de Deus. affinché il nostro Signore Gesù per mezzo anche di questa preghiera possa riportarle a sé. Para que o nosso Senhor Jesus, através dessa oração, possa levar ele de volta. Amen. Puoi alzare la tua voce e pregare per queste persone o per la tua stessa vita. Pode levantar a tua voz para orar para essas pessoas ou para a tua vida. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo pregarti questa sera per ogni persona, Signore, per ogni persona di cui noi siamo responsabili, Dio. Io ti chiedo, Padre, che tutte quelle persone che oggi sono lontane dalla tua presenza, Signore, tutte quelle persone che oggi si sono allontanate da te, Dio, possano ritornare presto alla tua casa, Signore. Io ti prego, Signore, perché noi stessi possiamo essere esempi, Signore, persone sulle quali loro possano specchiarsi, Signore, possano puntare i loro occhi, Signore, per fare sì, Signore, che loro possano veramente vedere in noi dei riflessi di te, Dio, riflessi del tuo carattere, Signore, e attraverso di noi, Signore, possano ritornare a te. Nel nome di Gesù, Signore, io ti prego anche per ogni persona qua presente che oggi non si sente un esempio, che oggi magari è stata ferita e si è allontanata in qualche modo, Signore. Io ti chiedo, Dio, che ogni alleanza col nemico che noi abbiamo fatto anche senza saperlo possa essere spezzata questa sera, che ogni catena, Signore, che ci ha intrappolato, Signore, al peccato, a Satana, possa essere spezzata questa sera, Signore. Forse non eravamo coscienti di quello che facevamo, ma attraverso la tua grazia e la tua misericordia oggi sappiamo qual è la via da seguire. Noi dobbiamo
dobbiamo amare i nostri nemici, pregare per coloro che ci perseguitano, affinché noi possiamo ereditare il tuo regno, per essere degni di essere chiamati tuoi figli. Nel nome di Gesù, Signore, io ti prego per tutte queste persone, Signore, e io ti chiedo, Signore, compi questo tuo ravvivamento in questi cuori, compi questo tuo risveglio in questi cuori, in persone che sono oggi lontane da te. Dai strategia a ogni padre, a ogni madre, a ogni figlio, Signore, a ogni persona responsabile della vita di qualcun altro oggi qua presente. Dai i tuoi consigli ammirabili, dai strategie, Signore, affinché ognuno di loro possa vincere questa guerra e riportare a te tutto ciò che è perduto. Nel nome di Gesù, Signore, noi oggi vogliamo mettere tutto questo davanti al tuo trono, davanti alla tua croce, e ti chiediamo, nel nome di Gesù, dacci oggi questa vittoria. Noi ci vogliamo solo fortificarci nella forza della tua potenza, vivere nelle tue vie, seguire i tuoi cammini e vivere, Signore, questa vita di promesse, questa vita di vittorie che io credo questa Chiesa può avere insieme a te. Nel nome di Gesù, Padre, benedici i tuoi figli, benedici ogni padre, ogni madre, la tua Chiesa. Amen. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio
la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonte di acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Dichiara, io voglio bere. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Amen. Sia benedetto il nome del Signore per questa serata meravigliosa, la sua presenza. Amen. Ringraziamo il nostro Dio per tutto quello che Lui ha permesso oggi in mezzo a noi, nelle nostre vite, nelle nostre case, ogni guarigione, ogni parola, ogni pezzo di grazia che oggi ha versato su di noi in tutto questo culto. A Lui sia l'onore, a Lui sia la gloria per tutto questo. Amen. Possiamo accendere le luci, siamo ormai alla fine della nostra serata, del nostro adorarti. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Anna Maria, Davi, Catinha. A Catinha quase nem queria,
David. È proprio David questo, eh? Amen. Possiamo alzare le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo ringraziarti, Signore, per questo nuovo anno, Signore, di Anna Maria, di Katia, di David, Signore. Ti chiediamo di benedire, Signore, la loro vita, di benedire questi giorni che verranno con ogni tua migliore benedizione dal cielo, Signore, che la tua pace, Signore, che la tua felicità, che la gioia che viene da te e che la tua presenza siano su ognuno di loro e sulle loro case. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora che il nostro Signore Gesù con la sua presenza e le sue benedizioni possano essere anche sulle case di tutti quanti noi, su tutte le nostre famiglie, sulle nostre vite, che la sua pace, che la sua unione, che il suo amore ricopra la nostra settimana. Facciamo così con le nostre mani per finire, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che la comunione, l'unione, l'essere uno in Cristo dello Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.